Una promessa e una certezza economiche. Questo lascia l'immediato post-50° del Vajont. Longarone, dopo decenni di battaglie e richieste inascoltate, ha ottenuto l'impegno del Presidente del Senato per la questione del cimitero delle vittime a Fortogna. Le spese del cimitero monumentale sono da anni sostenute dal Comune di Longarone, nonostante la struttura sia riconosciuta dal 2003 monumento nazionale. Il Comune ha spesso chiesto a ministri e deputati che lo Stato riconosca e sostenga le spese di manutenzione, fino a ieri senza esito. E spero che la comunità nazionale accolga quello che è un suo dovere, quello di considerare sì monumento nazionale quel cimitero, ma anche dare i contributi al sindaco per poter gestire come un merito un monumento nazionale quel cimitero. Circa 50.000 euro all'anno, questa è la spesa per la gestione del cimitero. Ben più corposo, invece, l'assegno che presto potrebbe arrivare da Venezia nelle casse di Palazzo Piloni. Almeno 2,5 milioni di euro gli arretrati del demanio idrico dal 2006 al 2009. Questo denaro, inizialmente vincolato ai soli interventi di difesa idrogeologica, dallo scorso anno può essere utilizzato anche per spese correnti e interventi di sviluppo socio-economico. Denaro che potrebbe mettere la parola fine alla questione Veneto Strade. Questa cifra, una volta che ci sarà la rassicurazione, quindi la delibera della Giunta regionale di assegnazione di questa cifra verso la provincia, questa cifra la provincia la stornerà a Veneto Strade e lo può fare, e quindi noi mettiamo in sicurezza questa annata. Ma il Vajont non ha finito le sue cerimonie. Sabato mattina, alla consegna della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato, sarà presente anche il premier Enrico Letta. Dopo la cerimonia, una visita al cimitero di Fortogna, prima di lasciare il Bellunese, direzione Erto prima, Mestre poi. Queste celebrazioni non devono essere l'occasione per presentare una lista della spesa alle istituzioni, ha detto nei giorni scorsi il sindaco di Longarone Roberto Padrin, ma possono servire a rivendicare i diritti dell'intero territorio bellunese. Il monito del Vajont deve rimanere per sempre scolpito nelle menti di tutti, di noi amministratori, delle comunità. Dobbiamo essere d'esempio nel bene e nel male.